Nel campionato di calcio di Serie D girone il Canicattì vince e intravede la salvezza a 2 giornate dal termine, superando per 4-1 il Città di Sant'Agata. La prossima partita sarà contro il Cittanova fuori casa. L'altra squadra del girone, il Licata, invece perde contro quella del Trapani, ma resta a 2 punti dalla possibilità di andare a qualificarsi per i play-off. A decidere è stata una rete di Maricoso a 4 minuti dalla fine della partita. Domenica prossima il Licata Calcio sarà in campo al Dino Liotta per un altro derby, questa volta contro la squadra del Ragusa. Direi risultato bugiardo perché abbiamo fatto una grandissima partita, anche se abbiamo perso, però abbiamo perso con una squadra che è buona. L'avevo detto anche all'inizio di settimana, incontrava una squadra che era preparata all'inizio stagione per contrabbattere il Catania, invece non l'è stata, però noi abbiamo fatto, ripeto, una buonissima partita. Siamo stati ingenui sui gol subiti, perché il primo abbiamo perso su palla nostra, in uscita l'abbiamo persa in maniera ingenua, e il secondo, preso a 5 minuti alla fine, è stato un gol che si poteva benissimo evitare, anche perché abbiamo commesso, ripeto ancora, un'ingenuità evitabile. La squadra, io non ho nulla da rimproverare, ha fatto quello che doveva fare, ha lottato, ha cercato di costruire palle gol. Il primo tempo potevamo chiuderla in vantaggio 3-1 almeno, e poi invece torniamo a casa con una sconfitta immeritata. Pazienza, purtroppo l'inesperienza paga, e noi quest'anno abbiamo perso tanti punti per inesperienza.